Meglio davanti o dietro? Finire su una rotonda. Buonasera! Signor Gesù! Bisogna sempre dare il culo. Come cazzo hai fatto a battere la testa pinciando lì dentro? Hai capito tu, È arrivato un quarto esemplare nel video. Esemplare selvaggio, quindi io sono il biondo 03. Non Bene. so che cazzo dire. Andiamo a rompere il cazzo, getta il giro. Per i coglioni alla gente. È meglio gallo 12 o gallo 24? Ma io che cazzo ne so? Nessuno delle due. Risposta esatta. Qual è stata la tua prima macchina? Polo Diesel 2001. L'hai scassata per bene? Sì. Sì. Si è scassata sì. Qual è stato il tuo primo tatuaggio? Un pugnale sulla schiena. Sti cazzi! Però il più bello è questo. Bello. Signor Gesù, è meglio davanti o dietro? È meglio convertire le pecorine smarrite, così ha tornato il Messia. Meglio davanti o dietro? Davanti. Davanti. Aspirato o turbo? Turbo tutta la vita. Qual è stato il vostro primo tatuaggio? Ho visto che ne avete abbastanza tutti e due. Questo qua. Facciamolo vedere in camera, ragazzi. Molto molto carini, molto belli. Questa è una boiata comunque. Vabbè, sembra un primo tatuaggio. Se fossi una macchina, Sì. che macchina saresti? La Shelby GT 500 Bene. del 69. E perché? Perché è una macchina che dà un'identità. Meglio davanti o dietro? Tipo questa è molto semplice. Che senso? Quello che vuoi, Non puoi ho- pensare quello esatto. che vuoi, rispondi a sentimento proprio. Io dico dietro. Sì, dai. Tutti e due dietro, Hanno ragazzi. indovinato bene. Hanno indovinato bene, molto bene, molto bene. Qual è stata la cosa più strana che hai fatto in macchina? Finire su una rotonda. Anche io. Vuoi raccontarci un po' com'è andata quella sera, presumo? Diciamo di no, era pomeriggio. Pomeriggio. Colpo ok. di sonno dopo lavoro. Ok, solite cose. È lì che hai distrutto la macchina? Esatto. Ah, perfetto. Le macchine, secondo te, che anello possono montare? Da 12 o da 24? Non lo so. Guarda quando in quale macchine si sposano. Beh, io mi sposerei una macchina. Onesto. Onesto. La tua prima macchina invece qual è stata? La mia prima macchina è stata un Cooper S. Un Cooper S. Sì. Ora ho un Jeep Wrangler JK Sti cazzi. preparato off-road. Rosso fa fuoco. Rosso. Sì. Bene, grazie mille. Grazie a voi. Un'altra domanda. Preferiresti avere una macchina brutta o un tatuaggio brutto? Un tatuaggio brutto. Ma il tatuaggio te lo tieni per sempre. La macchina anche. Vero? Vero? La macchina bella per sempre. Per sempre. Però preferirei la moto. Io sono biker. Io sono Ci biker. associamo, ci associamo, ci associamo. Cosa ne pensi di questa fiera? Ci sono tante cose belle, molti pullman di macchine ovviamente, dipende, Chi non intende? Va in campeggio. ha capito. Avete mai giudicato un tipo dalla macchina che aveva? Sì. Menti! Bugiarda! No. Sì, dai. Sì. Con Luca Schiavesi. Vuoi mettere uno che ha un bel pandino piuttosto dell'RS6, scusa? Vai proprio uno schiaffo un po' sul muso e pam! Esatto. Grazie ragazze, siete molto simpatiche. Meglio davanti o dietro? Dipende dove il buco è grande. Parliamo di trazione. Beh, dietro. Siamo giusti, siamo giusti. Cazzo. Corpo di Cristo, anche 4 edizioni. E se foste una macchina, che macchina sareste e perché? Io ho un Dodge Ram perché mi piace arrogante e cattivo. Io Ok. Camaro, potente e ignorante. Allora potreste andare d'accordo. Bene ragazzi, grazie mille. Grazie a voi. Hai mai giudicato un uomo solo dalla macchina barra moto che guidava? Ovviamente. Cioè, ma per forza. Cioè, vuoi mettere i GSisti? Ma no, ma no.
Parliamo di cose serie. Come Ok. cazzo fate battere la testa pinciandoli dentro? Perché è bassa la mia difesa della tua. Ma di 2 centimetri? Ma cosa c'entra? Perché sono tanti. Appunto. Ma questa cosa vuoi dire? Hai capito tu, Mi illustri questa affermazione. 2 centimetri sono tanti. Hai capito. Avanti a bestemmia. Davanti o dietro? Sempre dietro. La mia va avanti a bestemmia. La mia va avanti a bestemmia. Guarda che bisogna sempre dare il culo. Ricordalo. Ma dai tu, il mio me lo stai No, quello della macchina. Ma lui è abituato a dare il culo. Adesso sono felice adesso perché ho saputo birra. Ne abbiamo 10 litri totali. Entra meglio. Sai che entra meglio? È bagnato, entra meglio. Parliamo sempre di trazione comunque. Sì, sempre quella, non altro, Non è altro, non fate birichini. non è altro. Io sento culo e mi giro. Se dici Thomas Tette si gira. Sì? Sì, ma dove? Thomas! Tette! Non dobbiamo farci riconoscere, dicevano, Thomas, appunto dove? 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 Tette, dove? Posso farti due domande? No, grazie. Una domanda? Sì. Dai, una sola. Una sola. No, trazione, no, zitto. La trazione! No, solo una domanda. Dai, coglione. Meglio davanti o dietro? Dietro. Tutti dicono sempre dietro. Te cosa dici? Davanti. È quella sbagliata, è quella sbagliata. Bello. Forse loro? Cosa facciamo? Chiedi da davanti. Ehi là. Buonasera! Comunque se volete donare qualche soldino per la vostra amica per farsi i tatuaggi. Spoiler, li incasso io. Dividiamo il guadagno. 60-40. Va bene, 49-51. 69,90. Per rimanere in tema. Allora, porca puttana, eravamo dietro prima io e lui. Stavamo parlando dove mi fa. Eravamo dietro in che senso? Ah, vai a cagare. Ciao Michael, siamo appena arrivati, sbarcati, abbiamo messo qua il nostro bel caschetto in carbonio, loro due sono belli carichi, tanto tu sei là che chiacchieri, quindi vai tranquillo, sei in buone mani comunque, non aver paura, quindi adesso vi portiamo a salutare il proprietario. Ciao ragazzo! Buongiorno a tutti. No, ma mi ha detto che non ha mai ripreso lui. Hai un collega coglione allora. Abbiamo un collega coglione perché lui sul video precedente ha prescritto che lui non ha fatto riprese. Il video precedente non ha fatto riprese. Quale? Hai detto che tu non hai fatto riprese lui. Non ho fatto riprese qua. Quello di Tenerife? Ah, ma l'ha fatto. Tenerife non c'era. Come? Se me lo capisco a che altezza mettermi il microfono. Ok. Basta che te lo metti in culo. Ce l'aveva poi in ha una reputazione da mantenere. Cazzo fai Camporella in piade? Io di solito sì. Beh, quella là è una delle cose. Dai, attento a quello che stai per dire. Trazione preferisci? Per scaldare un po'. Ok. Che trazione preferisci? Che però aspetta. Dietro o davanti? Dietro è molto più cruda. Più brutta. Mi piace più dietro o davanti? Mi metto anch'io in mezzo perché sono su tutti i video. Vogliamo lasciare spazio a loro due. Allora io faccio una domanda e tu fai un'altra. Quale vuoi fare? Vecchio, se vedi. Io faccio la seconda. Siamo pronti? Ah, io sì, sono sempre pronto. Ok. Ciao. Ciao. Diciamo non la trazione, ecco, non intendevo. No, la trazione. Ok. Fuori. Stai zitto. Volete fare l'ultima una tipo? Sì, capitano. Sì, capitano. Avanti, troviamola. Peggio GS o scooterista? Scooterista, quello che ha la moto. Bravo, no. Quello che ha la vasca da bagno. Esatto, no. O i cancelli. Non è il contesto giusto, ma neanche i cancelli sono. Io corro in pista con una Honda Hornet, una Naked. Ma le farfalle non so.
tanta roba, anche se non è proprio una moto da corsa, Però, se preparata bene. benissimo, grazie mille. A voi mi taggate, vero? Certo che ti tagghiamo. Woman and Giant. Instagram? Ho già tutto io. Ah, brava. Perfetto. Grazie.